Primi 20 minuti di una sfida infuocata, l'abbiamo detto, fuori fa freddissimo, le macchine sono ghiacciate, i parabrezza soltanto con l'alcol, e non parliamo di gin o tonic, si può sghiacciare, ma servirà l'inferno di un Palatese pronto a gustarsi 40 minuti di grande calcio a 5. Ugarani Juanfran sul punto di battuta del centro del campo del Palatese. Abbiamo detto anche prima, insomma, bella cornice di pubblico. Eccoci, si parte, si sale sull'ottovolante per gustarsi da vicino una partita che vede subito la Came concedere un pallone all'Arzignano con Leandrigno che va a toccare il suo primo pallone in Serie A. La rimessa laterale, palla avanti per Simi che protegge al meglio la sfera, si scontra con Amoroso, recupera comunque il pallone. Leandrigno lo scambio con Morillo che chiama in causa Pozzi. Leandrigno viene fuori bene, cerca il movimento di compagni, serve Morillo, avanti per Simi, lo scambio subito per Leandrigno che si accentra, viene fermato da Ugarani che conquista una rimessa laterale. Subito due cambi, Ugarani e Juanfran fuori, dentro Azzoni e il numero 20 Tiago Grippi, per una Came che recupera anche Edgar Bertoni, parte della panchina il numero 15, uno dei giocatori più titolati del futsal italiano, mastino Edgar Bertoni. Igor, Murillo, Tiago Grippi, palla per Azzoni che va via e subisce il fallo di Leandrigno che si prende il primo fischio falloso della sua avventura arzianese. Adesso attendiamo soltanto il primo gol, si tocchino pure le parti intime coloro che di fede biancorossa stanno guardando la partita da casa in questa seconda giornata di ritorno nella Serie A di calcio 5. Murillo, il fischio, lascia lì per Tiago Grippi, scarica su Amoroso, un Simi che era sceso a copertura di Murillo, palla in corner, primo calcio d'angolo della partita. Murillo, anzi fallo laterale soltanto, indietro, arpiona Simi che va via di grande esperienza, poi Tiago Grippi scivola indietro il pallone verso il proprio portiere Pietrangelo, costretto a rilanciare senza creare pericolo e scompiglio nella difesa biancorossa. Amoroso per Leandrigno, serve il pallone ad Amoroso, palla avanti per Simi, lo ostacola Igor, conquista il pallone la Came che può distendersi e ripartire, lancio lungo per Murillo che di testa non riesce ad arrivare sul pallone. Murillo Amoroso, lì per Murillo si accentra, va via la doppia marcatura, salve Leandrigno, palla avanti per Simi che nel frattempo era arretrato, rimessa laterale allora per la Came. Sono già andati 1 minuto e 20 secondi. Murillo, lunghissimo, troppo per Giacazzoni. Amoroso, avanti per Simi che mette giù il pallone a rimorchio, Murillo in mezzo il pallone, deviazione in corner, anzi no perché è bravo Tiago Grippi a tenere vivo il pallone. Ancora Simi per Amoroso, Simi va a calciare, strozzato, deviazione, c'è corner, lo ha segnalato l'arbitro che fischia sotto la tribuna ad Alessandro Di Policoro, il primo arbitro è di Resta di Roma 2, dunque primo corner anche per l'Arzignano. Partito sicuramente bene, motivato e convinto. Intanto abbiamo scritto il tiro al volo di Leandrigno per Simi, un passaggio che aveva tutto il corner, palla in mezzo, voleva ripartire Igor, la Came, attenzione, va via, c'è il secondo fallo e Leandrigno si becca il primo cartellino giallo. In effetti oltre al gol mancava anche il cartellino, subito ammonito, 1 minuto 53, dovrà fare molta attenzione Leandrigno, arrivato la settimana prima di Natale, si sperava di vederlo in azione quantomeno con il lattino e l'acqua e sapone, l'ok del suo tesseramento arrivato soltanto in questi giorni. Allora ecco che Mister Lopez può schierare forze fresche, una pedina in più nel suo scacchiere, una squadra che ha faticato molto
e che ora può dirsi completa grazie al gran lavoro del presidente Mirko Rossetti, del presidente onorario Vladimiro Sgazzo. Attenzione, Murillo va a tirare, Pozzi come può, gol! Il vantaggio della Came con il numero 19, Jack Cazzoni, arriva Stefano Boschetto come l'uomo nero che porta sfortuna ai colori biancorossi. Qui disattenzione però della difesa arzignanese, che ha concesso un pallone vacante, e allora al primo tentativo Azzoni sotto porta in vantaggio la Came. Serve subito la risposta dell'Arzignano, la rimessa laterale però della Came. Ha esultato e ha fatto molto bene mister Silvio Roccia in panchina. Bravissimo Giacomo Azzoni, il 19 della Came, a credere su un pallone lasciato lì vacante in area. Difesa da rivedere, Murillo intanto si gira bene, Murillo ancora voleva il passaggio per Amoroso che si era fermato, bravo il venezuelano. Ma è ancora Came che ora può amministrare il vantaggio di un gol firmato da Giacomo Azzoni al minuto 1,57. Azzoni che recupera per Igor, giro palla verso Murillo qui sotto la nostra postazione, Tiago Grippi, il numero 20 della Came, palla in mezzo per Azzoni che non riesce a controllare, allora può Pozzi ripartire dalla sua area con una rimessa con le mani. Amoroso per Simi, si sente anche l'importanza del derby, basta guardare anche la curva qui, attenzione contropiede con Murillo, fermato da Murillo, gioco di parole, cambia la U per la O, mettici una L in più e il gioco è fatto. Leandrigno intanto per Amoroso, il lupo può cercare di distendersi, il pallone era comunque uscito, dunque sarà rimessa laterale per la Came. Un arzignano partito bene, poi ha accusato leggermente il colpo, deve cercare di riordinare subito le idee la squadra di mister Lopez, che controlla in piedi dalla sua panchina il gioco dei suoi. Impassibile anche il mister Silvio Roccia, che stava parlando con il suo braccio destro. C'è stata attenzione, ancora la Came, fermato, c'è il fallo di Azzoni, il primo fallo della Came. Non poteva fare altro che metterci il piedino. Intanto Di Resta va a calmare l'animo bollente di Alberto Nogara, reo di aver probabilmente protestato forse per un mancato cartellino, ma primo fallo. Punizione ora per l'Arzignano con Murillo che aspetta il fischio per ripartire. Intanto pronto Bertoni a entrare in campo, Leandrigno cerca di andare via, recupera il pallone, ci mette la punta del piede Murillo, ancora Came, poi ripartire l'Arzignano, Murillo va via veloce, Murillo, qui c'era probabilmente il fallo, continua a giocare e l'arbitro qui non va a dare il vantaggio e il secondo fallo. Ci stava probabilmente una trattenuta, ha fatto continuare il gioco, ma Arzignano che ha risposto, rivedendo un po' nello streaming in ritardo, non c'era fallo, comunque ci sentiamo di dire di Murillo. Arzignano con Simi che non serve Murillo, rimessa laterale per la Came. Murillo per Tiago Grippi, scarica a Juan Fran, partito nel quintetto, poi subito cambiato da mister Roccia, rischia Igor di perdere il pallone, lo riesce comunque a controllare bene, prova a ripartire la Came, lancio lungo per Juan Fran, Pozzi pressato, scarica il pallone in fallo laterale. Intanto rimessa in zona d'attacco è per la formazione del presidente Alessandro Zanetti, l'abbiamo visto qui in tribuna, il presidentone della Came, una Came che quinta in classifica, 8 risultati utili di fila, qui vicinissimo al raddoppio rasoterra di Igor con Juan Fran sul secondo palo che non è riuscito a battezzare il pallone. Altro rischio enorme per Arzignano che prova a ripartire con Simi si gira, lascia lì per Leandrigno che scivola a terra.
deve fare attenzione Leandrigno, il giocatore già finito sul tocchino dei cattivi di questa partita. Intanto ecco che Bertoni entra in campo, gioca il primo pallone, ora tra i piedi di Igor con Leandrigno che anticipa e conquista il fallo sull'entrata scomposta di Murillo Schiocché. Punizione da ottima posizione per l'Arzignano, che lamenta un altro mancato giallo. Murillo nulla poteva fare altro, intanto dentro anche il capitano Belsito per la Came, mandato dentro da Silvio Roccia per proteggere, alzare peso e centimetri al posto di Juan Fran. Punizione per l'Arzignano sul punto di battuta. Murillo e Amoroso, si sposta Simi sul palo lontano, avanza Leandrigno. Vedremo che Leandrigno parla con Amoroso, forse caricherà il sinistro Leandrigno. La rincorsa, il tiro Leandrigno e la parata di Pietrangelo che dice di no a Leandrigno su punizione. Arzignano che ripartirà solo da una rimessa laterale con Murillo. Ottimo l'intervento del numero 1 Came, che ha ben difeso la sua porta, riconquista il pallone Pietrangelo, lancio lungo per Ugherani, fermato dalla difesa biancorossa. Oggi in completo nero l'Arzignano che prova a ripartire. Murillo per Simi, indietreggia il numero 23, serve Leandrigno, attenzione alla Came, recupera un pallone Ugherani per Bertoni, il bis di Edgar Bertoni lasciato lì libero in mezzo all'area a pascolare tra le maglie larghe della difesa biancorossa. Minuto 4:51, Edgar Bertoni torna a giocare in campionato e mette la sua firma. Pallone che non ha nemmeno la voglia di entrare in porta, subito fuori, ma vede bene l'arbitro. 2-0, è partita difficilissima ora per l'Arzignano, derby che era finito 1-1 lo scorso anno, con la Came che in casa ha sempre dominato la scena contro un Arzignano che questa sera in versione completa deve fare sicuramente qualcosa di più di questo avvio di partita. Murillo intanto fermato da Juan Fran, dentro Marzio, non riesce a capitalizzare il pallone per Amoroso, riparte Ugherani, bravo ad alzare la testa a vedere Bertoni nell'inserimento nell'azione del 2-0. Bel sito, intanto fuori nuovamente Ugherani che deve sistemarsi lo scarpino dentro Murillo, qualche secondo allora in panchina qui. Bene la Came, fermato dal fallo di Marzio che concede la terza punizione, un metro più indietro, 1,5 rispetto al punto di battuta del dischetto del tiro libero. Allora altro pericolo per la porta di Pozzi, fischierà da Alessandro Di Policoro sulla battuta numero 21 Murillo. Vedremo se Igor si prenderà lo spazio per il tiro, qualche passato avanti per il numero 17 Vinicius e Molaro in barriera. Murillo per Igor, fa girare palla Juan Fran, solo esterno della rete. Pozzi allora per Marzio, costretto a calciare avanti il pallone dove Amoroso non può arrivare a recuperare la Came che riparte da Pietrangelo, estremo difensore trevigiano, gioca per Bertoni, Juan Fran, ancora Bertoni, Juan Fran, palla per Ugherani, l'anticipo di Marzio che lascia a Molaro, può avanzare il numero 30 biancorosso Amoroso, Vinicius, Marzio, Vinicius ancora, Amoroso, via orizzontali l'Arzignano, è ben disposta la difesa della Came. Amoroso, Vinicius ancora, Marzio fa ripartire l'azione, palla per Molaro, il numero 30 dell'Arzignano si accentra, scarica sulla destra per Vinicius che va a scaricare in due tempi, facile preda il pallone delle mani di Pietrangelo che gioca subito per Bertoni. Intanto dentro Claro al posto di Amoroso, Ugherani, bel sito il capitano della formazione trevigiana, braccato proprio da Juan Claro, derby argentino per i due connazionali. Claro, Vinicius va via ma soltanto per qualche metro perché Bertoni fa buona guardia, il pallone esce oltre la linea blu che delimita il campo del Palatezza. Allora nel tempio pagano di Arzignano, Came avanti 2-0 sui biancorossi di Mister Lopez a 13 nel termine del primo tempo. Qui dato Pozzi
costretto ad uscire a calciare lontanissimo. Anche qui non messa benissimo la difesa dell'Arzignano, con Juanfran che stava per prendersi il pallone. Pietrangelo, Ugherani, Juanfran per Bertoni, Belsito, ultimo uomo di movimento del scacchiere di mister Rocha, e Molaro respinge il pallone. Pietrangelo comodo avanti per Juanfran, stratonato da Marcio, recupera comunque il pallone il numero 10 della Came. Ora Bertoni per Juanfran, Marcio a scaricare il raso a terra che termina di poco a lato. C'era Claro sul secondo palo, il capitano testa bassa non ha visto il compagno di squadra, dunque risposta dell'Arzignano che non va però a buon fine. I biancorossi che recuperano ancora un pallone, sempre con Claro. Vinicius scarica sulla destra per Molaro. Vinicius, manca ora il peso offensivo, sono in panca sia Moroso che Simi, anche Leandrino, laterale delle spiegate offensive, che dovrà fare molta attenzione. Per lui un giallo dopo 2 minuti scarsi. Intanto Marcio, l'ultimo tocco è il suo, voleva la deviazione di Bertoni, non è dello stesso parere di Resta di Roma 2, dunque sarà proprio il numero 15 Edgar Bertoni a giocare questa nuova rimessa laterale per la formazione della Came. Palla avanti ma direttamente fuori, restituito dunque il pallone ai biancorossi. Claro, Vinicius ancora per Claro. Vinicius rischia Vinicius, palla per Pozzi che gira sulla destra verso Marcio, avanti troppo profondo per Molaro, sfila via il pallone. Juanfran, Ugherani, il pallone fuori con deviazione biancorossa, dunque a 11:44, mentre salutiamo gli oltre 370 Facebook spettatori che ci stanno guardando. La sponda trevigiana felici per il doppio vantaggio Came, 1-0 di Azzoni dopo 1:57, poi il raddoppio di Bertoni al quarto minuto e 51 secondi. Intanto Molaro per Claro, Murillo recupera un pallone, commette fallo, pareggiata situazione fallo, si è scontrato con Claro, fallo non cattivo, riparte allora l'Arziano con Molaro che ha metri avanti per portare il pallone oltre la linea di metacampo dietro da Marcio. La palla che supera la metacampo in questo momento con Claro. Marcio, giro palla a Vinicius. Claro, rischia Claro, ma è bravo ad uscire tra le righe. Claro fermato da il numero 20 Thiago Grippi. Qui Vinicius per poco non scippa il pallone a Ugherani. Ancora Juanfran sulla destra, punta Marcio, va sul fondo e Pozzi mette la palla in corner, non riesce a trattenere la sfera, bene posizionato sul primo palo. Intanto dentro nuovamente Igor con l'immagine di Davide Tres, la regia di Filippo Tres. Siamo live dal Tempio Pagano del Futsal di Arzignano. Palla mentre il rischio di Marcio, rischio autorete per Marcio che con la pancia stava per deviare la propria porta. Il tiro irresistibile di Juanfran e c'è il tris della Came con il numero 20 Thiago Grippi. 3-0 Came al minuto 9-11 secondi, lo rivediamo anche nel replay, forse la deviazione anche di Juanfran. Fatto sta che la Came mette una frecciona clamorosa al Palatese. 3-0 e Arzignano che vede il buio profondo dell'inferno, caldo ma accogliente soltanto per la formazione di Silvio Rocha, che ora avrà più tranquillità nel difendere. Marcio intanto, Arzignano ora con Marcio che si accentra, porta via il pallone, la possibilità allora del contropiede per la Came con Murillo che va a calciare, deviazione di Pozzi in corner. Qui doveva giocare meglio il pallone la formazione di Mister Lopez, che non riesce, seppure questa sera formazione completa, a trovare il bandolo della matassa. Palla per il tiro al volo di Thiago Grippi, murato da Claro.
Twitter pendente la formazione di mister Roccia. Arzignano che deve, dopo un buon avvio, trovare ancora il filo giusto per iniziare a costruire la propria maglia vincente. Igor, pallone, resta ancora lì per la Kame, ancora con Igor, Thiago Grippi, Azzone e Murillo nel quintetto della Kame. Palla troppo profonda per Igor, era buona l'intenzione, chiede scusa il numero 21 trevigiano a Igor. Intanto fuori Mularo, dentro nuovamente Leandrigno, palla per Pozzi, Marzio costretto a sparare via. Bisogna trovare anche le giuste idee. Intanto torna il pallone in campo con Marzio che dà le dritte giuste a Juan Claro. Fermato Azzoni, ma ancora Kame a manovrare il gioco. Thiago Grippi, Murillo ancora per Grippi, Leandrigno per poco non arriva sul pallone, non c'è deviazione, dunque rimessa laterale per l'Arzignano con Claro per Murillo, fuori intanto Marzio, tra poco rientrerà anche Simi che lo fa in questo momento, costretto a dare il pallone a Leandrigno. Pozzi con difficoltà per Murillo che può girare per Leandrigno, aveva lo spazio per avanzare ma il pallone era un fendente missilistico quasi alla iraniana. Tanto Vinicius con deviazione, rimessa laterale dunque per l'Arzignano. Arzignano che ha ancora 9 minuti e 29 secondi in questo primo tempo per cercare di riaprire una sfida che fa felice soltanto la Kame. Murillo, stavo sbagliando anch'io per Vinicius, all'avanti per Leandrigno che protegge il pallone, aspetta l'inserimento dei compagni, scarica su Murillo, il 10 dell'Arzignano con questo soltanto una rimessa laterale sulla deviazione di Murillo, il tiro, la bordata di Leandrigno a scagliare i muscoli, andare a colpire Beatrice, bisogna guardare la partita, non il telefonino. Se no è giusto che ti meriti anche una bella pallonata da buon padre a sgridare l'adolescente tredicenne di casa Testoni. Vinicius per Leandrigno, pallone regalato alla Kame. Schema a X, intanto i cappelloni Roccia e Bertoni che parlano in panchina. Silvio Roccia saprà comunque apprezzare la battuta, qui ha rischiato ancora Leandrigno, forse meno Bertoni, ma bisogna fare attenzione perché è fisicaccio di Edgar Bertoni, stacanovista del cultore fisico, e ancora Kame che si distende, il tiro e il poker di Thiago Grippi, il poker, minuto 11 22 secondi, 4-0. Questo è gol sicuramente di Thiago Grippi, lasciato solitario, è avanzato, ha preso la mira e poi tacchete, pumfete, panfete, il 4-0 della Kame. Arzignano male, 4 volte male. Simi, bisogna reagire, non bisogna pensare ai brindisi e ai panettoni. L'Arzignano deve reagire. Vinicius, Leandrigno per Vinicius che va sul fondo, scarica dentro, soltanto corner con lo stesso Vinicius pronto a scaricare dentro il pallone. La panchina dell'Arzignano ammutolita. Leandrigno, il tiro che prima tocca il parquet, poi finisce alto. Fischia l'arbitro per velocizzare il rinvio di Pietrangelo per Bertoni. Leandrigno riconquista il pallone, chiama a giocare la sfera anche Matteus Pozzi, avanti per Simi che addomestica il pallone, se lo allunga sulla corsia laterale, allora serve aiuto in attacco, si riparte da dietro con Vinicius, scarica a sinistra verso Leandrigno, gioco per Simi, Vinicius distante, difficile da calciare con Pietrangelo che ha fatto buona guardia nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Intanto Simi si gira, non subisce fallo
e la Kame può tornare a monopolizzare il pallone. Morillo ferma tutto, Arzignano che ora deve velocizzare il contropiede. Simi per Morillo sulla destra per Vinicius, Leandrinho va sul fondo, Leandrinho in mezzo e qua Pietrangelo fa il miracolo, una parata importantissima di Pietrangelo. Ancora Arzignano, Simi per il palo di Leandrinho, il palo di Leandrinho, serata stregata per l'Arzignano dopo la paratona di Pietrangelo tu per tu con l'attaccante biancorosso che già non ricordo il nome. Il palo di Leandrinho a confermare che la porta del numero 1 trevigiano questa sera sarà molto difficile da superare. Intanto bravo qui Juanfran mette giù il pallone, può far ripartire Pozzi in velocità. Amoroso, sbaglio del portiere biancorosso. 7 minuti e 2, manca ancora una vita. Il segno un po' a parlare, quasi a telefonarsi tra Amoroso e Pozzi. Intanto la palla per Murillo che gioca per Juanfran. Ora Murillo, Belsito, Murillo, palla avanti per Belsito che mette sul secondo palo. Pozzi riparte, contropiede per Arzignano, Pozzi per Amoroso, deviazione di Murillo in scivolata in corner. Si era fatto vedere anche Pozzi, intanto arriva, no, c'è il problema per Murillo, nella scivolata si tocca la coscia dentro lo staff medico. Speriamo nulla di grave, sarebbe un peccato perdere un giocatore importante. Intanto arriva la comunicazione che hanno vinto, Ettore, hanno vinto, è arrivato il messaggino, hanno vinto, sì. Intanto entra anche Ivano e lo scopettone. Rafael Morillo. Parliamo con la giornalista della carta igienica, Silvia. Murillo fuori, dentro Thiago Grippi e Arzignano che prova a giocare. Amoroso, si fa vedere anche Pozzi, la ripartenza della Kame, attenzione Juanfran, pallone profondo, riparte allora Pozzi. Arzignano che non può concedersi il lusso di lasciare varchi aperti alla formazione della Kame, che ha già dimostrato spazio aperto, testa alta, di saper infilare il pallone laddove nessuno può farne guardia. Intanto Belsito non va via, anzi Simi non va via Belsito, allora Pietrangelo per Thiago Grippi, Juanfran, Uberani per Juanfran che voleva la partenza del numero 8 Kame. Pozzi, comodo ad Amoroso, Amoroso rischia, gioca per Marzio, non può toccare il pallone a Pozzi, e se Arzignano cade su questi errori la vedo assai dura, nonostante il freddo provochi tutt'altro che duro. Tiro al volo intanto di Thiago Grippi. Pozzi, lancio lungo per Amoroso, di petto lo stop di Amoroso, voleva la rovesciata, voleva anche un fallo. 3-3 i falli, probabilmente per chissà cosa, lo saprà soltanto lui. E la Kame con Ugarani che sbaglia il passaggio verso Juanfran. Ora Arzignano, spinto dai tifosi di ogni età, chi dall'asilo, chi dall'ospizio, in serata libera. Palla per Pozzi, Murillo a Capitan Marzio, Simi, palla per Amoroso, arretrato anche in fase difensiva, il tunnel a Simi che vuole girarsi, palla fuori di un nulla. Pietrangelo fermo, ringrazia e può ripartire. 5-25, poker della Kame che cercherà l'ammanita e prendere uno schiaffo nel primo tempo in un derby al Palatese in casa non è certo cosa dolce. Sicuramente
non lo è. Pozzi per Marzio, avanti per Simi, Arzignano che vuole distendersi ora con Morillo, Amoroso fermato, palla che arriva fino a Pozzi, uscito dalla propria area, gioca per Morillo, Marzio, la finta, Simi, Amoroso, avanti per Morillo che si porta via il pallone, mette in mezzo un pallone dove c'è però Belsito e allora la Kame può partire in contropiede, un 3 contro 2 orchestrato ora da Ugherani, in mezzo per Belsito, il palo di Pablo Belsito che grazie a questa volta Pozzi, dunque vicino al quinto gol a Kame che riconquista un pallone, lo scarica sul legno esterno, bisogna scendere in campo, prendergli a sculacciate e far sì che l'Arzignano torni ad essere un grande Arzignano. Intanto sculacciamo il lato B di Davide Tres con Pozzi costretto a calciare via e Kame che si sfregola le mani e ringrazia un Arzignano che accusa il colpo. Qui però pallone regalato da Murillo ai biancorossi con mister Silvio Roccia che dà indicazione ai suoi ragazzi per evitare ulteriori errori. Intanto Murillo, il pallone resta lì, Murillo lo porta in fallo laterale, ancora Arzignano che staziona in fase offensiva ma non riesce a trovare il primo gol della serata. 4 ne ha già segnati una Kame più che mai cinica con Pozzi, rilancio lungo per Murillo, di petto mette giù il pallone, aspetta l'aiuto dei compagni, costretto a indietreggiare per Marzio che va via Juanfran, Marzio fermato in fallo laterale, rimessa allora per il capitano dell'Arzignano che gioca da Amoroso, Leandrigno, Amoroso, Marzio, Murillo va via anche il pallone, intanto Belsito chiede il cambio, fuori il numero 2, dentro Igor, maglia 17, che chiede scusa all'arbitro per essere entrato non in maniera perfetta, giusto abbonare un eventuale giallo, insomma sarebbe stato eccessivo per una gara 3 falli per parte, sicuramente accesa ma non cattiva, quindi tanto bravo Di Resta a concedere l'out all'Arzignano che rimette in campo un claro raddoppiato, tiene il pallone, lo perde, subisce il fallo, il quarto fallo probabilmente di Giacomo Mazzoni, quarto fallo al Kame e c'è il time out intanto per mister Lopez che chiama i suoi ragazzi in panchina per cercare di spronarli. Andiamo ad inquadrare la curva, la bellezza della curva biancorossa, stasera solo quella per la sponda arzignanese. Fino a questo momento si sa nel calcio a 5 i tempi sono lunghissimi, ne mancano ancora 3 minuti e 13 secondi, ma la Kame ha messo in cassaforte un risultato fin qui legittimo. Servirebbe Lupin con la scolatura della Margot, visto che di francese deposito, le consonanti di deposito non vanno pronunciate. Intanto mi sembra la tromba sirena ha suonato o no? No, ecco, quindi se neanche la tromba sirena suona stasera, allora significa che qualcosa non va benissimo. Intanto salutiamo anche Sonia Tezza che ci sta guardando live, non ci ascolta, dice sì, guarda il telefonino, eccola qui la sirena allora che fa sentire il suo incitamento perché le squadre tornino in campo a giocare questi ultimi 3 minuti e 13 secondi. Time out chiamato da mister Lopez, ne ha ancora uno, l'unico a disposizione è Silvio Roccia che per il momento sfido chiunque 4-0 avanti a 3-13 chiamare un time out per dire cosa ai propri ragazzi. Bravi, 8 risultati utili per una Kame partita, sì, lo dicevi tu Silvio, lo diceva anche Alessandro Zanetti. Attenzione alla punizione di Leandrigno, rasoterra, direzione di Amoroso, forse angolo, no, l'ha messa al fondo, no, l'arbitro ha detto che è angolo, quindi angolo, mi sembrava fosse di Amoroso. Cioè partiti per una salvezza, merito al grande lavoro Kame, Amoroso, una squadra che sa regalare emozioni al
pubblico di fede bianco-azzurra, quinto posto, 8 risultati utili consecutivi, 33 punti, insomma un grande campionato fin qui per la Came, che continua a stupire. Intanto Marzio, un cross calcistico che necessitava di un'altra ventina di metri per arrivare a destinazione, purtroppo sprecato un'altra occasione. Rimessa laterale per Murillo, Igor Juanfran, Igor Murillo per Juanfran che si era fermato. Un Arzignano con Marzio, Claro, si gira, evita l'intervento di Murillo, subisce il quinto fallo ed è felice anche la sirena, ha trombato per il quinto fallo. Al prossimo sarà tiro libero, 2 minuti e 48, vedremo se la Came saprà resistere con una difesa organizzata. Gli attacchi dell'Arzignano, Leandrigno, lunga rincorsa per il numero 7 arzignanese, alla prima partita già sul taccuino dei cattivi con un giallo, direttamente su Juanfran, gli ha scaldato il quadricipite, ma Juanfran saltellante è lì, contento di aver evitato che il tiro finisca dalle parti di Pietrangelo. Claro va a rischiare, distende per Marzio, avanti per Leandrigno, si stava facendo vedere Claro, il pallone però non arriva a destinazione, allora rimessa laterale e Silvio Roccia, che mi ha ascoltato in telecronaca, chiama il time out per, non certo per dire bravi suoi ragazzi, manca ancora tanto, ma per andare a organizzare una nuova azione offensiva. Vediamo che dà disposizioni, sta dicendo a un giocatore di muoversi avanti. Ho provato a togliermi gli occhiali, ma nonostante ciò vedo ancora un 4-0 per la Came, con le squadre che tornano in campo. Maledetta miopia, non portarmi via, ma è sempre 4-0. Azzoni, Bertoni, punti di domanda, perché forse c'è stata deviazione di Juanfran, poi magari vedremo la prossima pausa, e poi il poker servito da Tiago Grippi, che mette lì sul piatto dopo l'antibasto il primo, il secondo, anche il dolce. Portiere di movimento intanto, ecco la chiamata di Silvio Roccia, che vuole far trascorrere i secondi, mettere pressione alla difesa dell'Arzignano e portarsi al riposo, avanti 4-0. Belsito avanti, recupera il pallone Marzio, che prova a calciare, ma c'è Belsito che difende il pallone, scarica avanti, pallone ancora conquistato dall'Arzignano, subito però ripreso dalla Came, che rimette dentro Pietrangelo per evitare problemi. Cos'è successo? Non l'avevamo visto. Murillo, che era andato a nascondersi laddove ci sono i tappetoni della ginnastica ritmica, allora probabilmente con questo tentativo Murillo abbandonerà poi il campo. Facciamo entrare il fisioterapista, perché no, è entrato il giocatore, no, esce, forse gioca, no, perché abbiamo una pizza che andare a mangiare, ma si raffredda. No, Murillo zoppicante, cerca di uscire dal campo. Intanto sono passati i secondi, o giochiamo o facciamo finta, perché mancano 1 minuto e 51 secondi. Anche qui potevano gli arbitri fermare il gioco, permettere a Murillo di uscire, intanto sono passati i secondi. Insomma, non bisogna mica perdersi su un bicchiere d'acqua, meglio se è di vino, così potremmo affogare. Intanto aspettiamo anche il fischio. Dentro nuovamente Murillo, fuori Marzio. Problemi per Murillo, che dal viso, attenzione qui a rischio Claro, certo della sua espressione, non un gran momento per il numero 21.
si era fatto male, poi è rientrato, poi avevamo anche perso. Murillo va sul fondo, in mezzo per Amoroso, il pallone resta lì, clamoroso la ripartenza della Kame, poi c'era anche il fallo con il palo di Igor e il giallo per Amoroso, che si merita questo giallo perché aveva cercato da dietro di colpire un avversario in ripartenza, qualcosa doveva pur fare, poi clamoroso palo di Igor e quarto fallo Arzignano, un errore possiamo dire anche grave di Igor, non abituato a questi errori, ma Arzignano che non può permettersi di sbagliare certe situazioni sotto 4-0, graziato anche della Kame, deve fare qualcosa di più. Leandrigno per Claro, Leandrigno chiama in causa anche Pozzi, lancio lungo, troppo lungo tra le mani di Pietrangelo, stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Azzoni, lui ha aperto la sfida per Belsito, palla avanti, Morillo, la scivolata ad evitare una possibilità offensiva a Belsito. Intanto di bello è che ci sono già i ragazzini che pronti ad entrare in campo. 55 secondi, 4-0 Kame avanti, si va avvicinando il tempo del riposo. Azzoni Belsito per Igor, Azzoni sulla rete esterna, Pozzi per Morillo, cerca di distendersi Arzignano, Morillo fa buona guardia però la Kame, Amoroso, giro sulla sinistra per Leandrigno, Morillo, troppo lenta la manovra arzianese, Morillo fermato, palla per Leandrigno che scarica alto, 33 secondi, ancora Pietrangelo, allora ripartire e Azzoni fuori con il cambio dato a Tiago Grippi, palla avanti, Morillo ferma di petto, Amoroso, Leandrigno, Morillo sbaglia, recupera la palla comunque Leandrigno, Claro, 17 secondi ancora Leandrigno per Amoroso, palla in mezzo per Leandrigno che non subisce fallo, intervento pulito sul pallone, la Kame farà passare 6, 5, 4, 3, 2, 1, tromba la sirena, duplice fischio, si va a riposo, Kame avanti 4-0, chiudiamola qui, linea alla pubblicità. Arzignano per la quinta volta ripartirà dal centro del campo, forza ragazzi, lo chiede anche Turi e chapeau Kame che fino a questo momento ha dimostrato di legittimare a voce alta, grossa, con la testa alta, un quinto posto importante. Intanto salutiamo il terzo Tres, ciao David, il giocatore romano impegnato in caso dello Sporting Alta Marca. Sfida secca, semi ribattuto da Tiago Grippi, vedremo se tornerà in campo anche Murillo. Sto guardando, è là che si sta riscaldando, dunque Leandrigno va a scaricare il tiro, telefonato il passaggio a Pietrangelo con la Kame che può provare la prima soluzione d'attacco, qui sbaglia tutto Ugherani, riceve comunque l'applauso da parte di Azzoni. Due baby azzurri, ma Azzoni non proprio bebissimo, giocatori che fanno parte del roster del CT Alessio Musti, a cui va l'augurio che possa portare alto il colore azzurro della nostra nazionale. Un Ugherani, che è uno dei migliori marcatori anche della Kame, oggi orfana del bomber Giappa Viera, un'assenza che fino al momento, stando a quanto è scritto sul tabellone, non si è fatta sentire. Igor esce fuori, poi ritorna da Tiago Grippi che scarica avanti, ma il pallone viene fermato da Morillo, anticipato, palla in fallo laterale per l'Arzignano con Leandrigno, inizia a contare l'arbitro. Leandrigno deve fare in fretta, Marzio
giro palla sulla destra, Murillo che chiama in causa il numero 7 Leandrigno, ora Simi, Murillo, Marzio, l'eterno Marzio, costretto a ripartire da Pozzi sul pressing di Grippi, che va a riprendersi la marcatura del capitano, che scarica avanti per Murillo, anticipato con esperienza dall'ottimo Igor Ugarani. Tiago Grippi si distende da Kame, Tiago Grippi si frena, attenzione, Azzoni, Igor fermato da Murillo, bravo però Tiago Grippi ad evitare la ripartenza, una scivolata, e Arziano che riparte piano piano dalla sua metà campo, conquistando una nuova rimessa laterale. C'è il 5 tra Murillo e Tiago Grippi, si sono scontrati i due senza alcuna intenzione fallosa. Rimessa laterale battuta da Marzio per Murillo che lascia lì il pallone al capitano, l'anticipo su Simi, Leandrigno che però si porta il pallone fuori campo. Dunque Kame avanti di 4 reti, che può giocare ancora in avanti con Azzoni. Tiago Grippi scarica, fa partire Azzoni, palla che arriva tra le mani di Pozzi, Leandrigno, Simi, Marzio, Murillo per Leandrigno, Murillo, Simi in mezzo per Murillo, rete! La riapre l'Arzignano, un'azione a tagliare il campo, merita l'applauso questa bella azione biancorossa, e che sia allora la sveglia per l'Arzignano che si fa pericoloso al primo vero tentativo della ripresa e va a battere un fin qui inoperoso e perfetto Pietrangelo. Inoperoso perché insomma soltanto 2 parate di attenzione, il blocco regolare di Igor Azzoni sul fondo fermato da Marzio. Dunque al minuto 2 e 6 secondi la riapre l'Arzignano, riapre fino a un certo punto perché è un po' come una scatola del tonno per evitare di tagliarsi, non bisogna aprire tutta, allora si distende Arzignano con la ripartenza, Simi, scavetto e Pietrangelo di testa, mentre Testoni parla di testa, la mette in corner. Murillo fermato, palla ancora per l'Arzignano in mezzo con la schiena, volevano forse un fallo, attenzione perché la Kame è nuovamente in possesso palla. Igor la finta, riparte indietro da Tiago Grippi che scarica per Azzoni che può partire veloce, Azzoni solitario, Pozzi in 2 tempi, poi Marzio che libera il pallone, pericolosa ancora la Kame che subito fa capire l'Arzignano che il gol è stato soltanto un episodio, dovrà allora essere brava la banda di Mister Lopez. Qui Igor lasciato solo, un rigore di movimento, calcia alto, si tocca anche il ginocchio ma regolarmente senza zoppicare resta in campo a giocare. Murillo scava via il pallone cercando di servire Simi, e questo è un altro Arzignano ed entra Juan Fran con un linguaggio non certo leggero per i compagni, recupera il pallone Juan Fran, lo allunga troppo. Attenzione qui Arzignano che aveva concesso un pallone sanguinoso all'attaccante della Kame che recupera ancora il pallone, fermato senza fallo, va via Juan Fran, il fallo arriva in questo momento, il giallo è per Simi, aveva subito sbarrato gli occhi sgranandoli in segno di paura Leandrigno quando il secondo arbitro Alessandro Di Policoro aveva messo mano al taschino per astrarre il cartellino giallo, secondo cattivo arzignanese. 0 ne ha invece la Kame. Cerchiamo in chat di mantenere un linguaggio non colorito. Kame con la punizione, pronto Tiago Grippi, palla che probabilmente arriverà sulla sinistra per Igor, aprimi la camera Davide, guarda Igor col 17 che riceve il pallone, si accentra, va a scaricare, la risposta di Pozzi, ecco allora che avevo letto l'azione, bravo Davide a seguirla, ancora Igor, braccato da Amoroso, altro cattivo, ora che mi ricordo anche Amoroso ammonito, il pallone fuori.
anche Amoroso era stato munito per un fallo, un calcio da dietro, cercava di formare un contropiede, poi terminato sul clamoroso palo di Igor a 1,26 dalla fine. Ancora Kame con la palla proprio per il numero 17 Igor. Ugarani come può, serve Thiago Grippi che poi scarica fuori, allora la corsa di Pato Cenzato a recuperare il pallone, a giocarlo per Murillo che sarà pronto a far ripartire il cronometro. 16-17, Arzignano, Marzio, palla avanti per Simi che non controlla, allora la rimessa sarà ora della Kame che si è vista ridurre il vantaggio ora di 3 reti, complice il sigillo di Murillo che va a pressare ora il portiere Pietrangelo, costringendo il numero 1 della Kame, maglia rosa con l'inserto bianco griffato Kame, per il portiere trevigiano Murillo. Indietro per Leandrigno, Amoroso perde il pallone, riparte, bravo Leandrigno a recuperare e a fermare l'azione avversaria con Ugarani che batte questo nuovo out per Igor. Juanfran per Ugarani, troppo profondo il pallone, voleva il fallo Thiago Grippi, probabilmente aveva anche ragione per un blocco irregolare. Intanto Murillo per Pozzi, stende ancora per Murillo, dall'altra parte la possibilità di servire qualche compagno. Murillo gira su se stesso, un po' come l'acrobata al circo che cerca di regalare spettacolo che sta regalando la Kame avanti di 3 reti con Juanfran ora che rischia, risposta di Pozzi su disattenzione arzignanese. Kame che va vicina al quinto gol, intanto dentro Belsito, fuori Ugarani a parlare con mister Roccia. Grippi in possesso di palla per la formazione di Silvio Roccia. Juanfran, Thiago Grippi per Igor, Thiago Grippi, pressione dell'Arzignano che deve farsi più violenta, scarico di Thiago Grippi fuori di un nulla, destro velenoso quello del 17 trevigiano. Amoroso, Murillo, Leandrigno per Simi, formazione carattere offensivo quella dell'Arzignano, con Simi che protegge prima la spalla della porta, serve Murillo che chiama ancora in causa Leandrigno, il passaggio però è errato. E Kame può ripartire con Igor che dà a Juanfran, si accende Thiago Grippi, recupera il pallone, lo dà a Igor, cerca di avanzare, chiama in causa Belsito, non si chiude il triangolo, cambia varco Igor, recupera il pallone l'Arzignano. Pozzi per Murillo, Leandrigno avanti per Simo, anticipato da Belsito, recupera Simi. Amoroso porta via il pallone, un giocatore della Kame, Arzignano che ha 1-4 contro 2, bravissimo Belsito, ancora Arzignano, Leandrigno fermato, lo può ripartire la Kame, attenzione ad Amoroso con Thiago Grippi e la deviazione con un tuffo a proteggere la propria porta di Pozzi al minuto 5:52. Arzignano con 4 uomini, un contropiede 4 contro 2 che non è riuscito a capitalizzare, e questo la dice lunga sulla partita che rivede in campo. Intanto Murillo, il tiro alto di Belsito con Pozzi centrale, ferma tutto Thiago Grippi da recuperare Murillo, lo può ripartire l'Arzignano, il pallone resta lì. Mi stavo quasi per alzare per andare a bere una birra calda, l'importante è bere qualcosa di alcolico. Certi errori, intanto Murillo per la terza volta torna fuori, non ce la fa, Silvio Roccia ha detto basta, siediti. Attenzione, l'uscita di Pozzi che va a colpire anche Belsito, subito in campo Gustavo, fisioterapista dell'Arzignano, anche il collega della Kame, con passo felpato ad avvicinarsi a Belsito che riceve le cure di entrambi i fisio.
rischio però grosso dell'Arzignano. E intanto un time out senza chiamarlo per mister Roccia, con Cestaro che ascolta i consigli che il mister sta dando al numero 20 Tiago Grippi. Ripartirà Pozzi, Leandrigno, Claro, pressato fortissimo, bravo ad uscire. Vinicius però era già ripartito, allora bisogna arretrare e difendersi, perché ora la Came ha il tempo di distendersi, organizzarsi. Igor, spettacolo Igor. Pozzi per Leandrigno, ma cosa mi ha fatto Igor? Spettacolare il numero 17 della Came. Vinicius fermato proprio da Igor, una giocata impressionante. Il laterale Vinicius, Leandrigno, Molaro fermato con fallo da Tiago Grippi, che mette il corpo. Secondo il direttore d'Alessandro Di Policoro è fallo, il primo per la Came. 1-1 situazione falli, non paritaria invece la situazione gol fatti. 4 quelli segnati dalla Came nel primo tempo, uno soltanto per l'Arzignano, che ha aperto il secondo tempo con buone trame di gioco, e il gol di Morillo a chiudere una bella azione offensiva. Intanto Leandrigno a caricare ancora il sinistro. Vedremo se andrà a calciare un missile terra-aria, a giocare per Claro. Palla che viaggia lungo la linea di porta e non arriva Vinicius. Dunque Arzignano pericoloso e Came graziata. Pietrangelo per Igor, lancio lungo verso Belsito, che recupera il pallone grazie al gioco di Azzoni, che conquista la rimessa laterale. Dunque Came che potrà svilupparsi ancora offensivamente nella metà campo di un Arzignano che ha ancora tempo di reagire. Ciao Luca Biasi, un salutone all'amico Luca, che puntualmente ogni venerdì ci guarda. PMG, che poi sarà in diretta live anche domani con le altre partite del secondo giornata di ritorno. Poi martedì il turno infrasettimanale, poi di nuovo si ripartirà venerdì e sabato per la quarta giornata di ritorno. Dunque grande spettacolo calcio a 5, poi ci sarà una pausa, impegni da nazionale. Molaro fermato da Igor, che si mette il ditone in bocca, non per festeggiare alcun arrivo in fatto di progenie, ma per quasi mangiarsi il tambap, il pollicione, per una possibile ripartenza mancata. Leandrigno fermato, quasi il pallone che sfiora Denise, con Tiago Grippi che fa un sorrisino alla nostra fotografa, sfiorata dal pallone respinto dal numero 20 della Came. Claro, Leandrigno, Vinicius, Molaro ancora da Vinicius. Tanto non c'è movimento in panchina in fatto di quinto uomo. Molaro fermato da Igor, c'è il fallo, ha rischiato anche il cartellino, e questo Igor stasera è incontenibile, come il toro imbizzarrito nell'arena. Sta scornando, ma sta facendo del male al matador Arzignano. Fosse sempre così anche in Spagna, che il toro sia vincitore della corrida. Igor, Tiago Grippi, Belsito, il capitano Vinicius, cercare di uscire dalla propria metà campo, gioca per Molaro, giro palla lento, Leandrigno fermato, il pallone destinato a Molaro, e qui un bel gioco di Juan Fran con la distensione di Belsito che va via sulla corsia di sinistra, vince un contrasto, fermato da Claro, c'è un giocatore là libero, sta raccogliendo le margherite Juan Fran. Fortuna che la Came riparta da dietro, ma anche lì Arzignano troppo permissivo e Came
che voleva sfruttare occasione, qui intanto senza fallo protegge l'uscita dalla linea blu Molaro del pallone, qualche protestina di Tiago Grippi e rimessa per l'Arzignano con Molaro per Vinicius, giro palla per Molaro, avanza Pozzi che deve arretrare, scarica fuori il pallone, si era mosso Claro, non lo hanno visto. (11-17) intanto, Kame sembra avanti 4-1, ma Kame un Igor che ora rischia, ma Pietrangelo esce dalla sua porta, fa buona guardia e lancia per Juanfran che voleva un pallone centrale, lo riprende allora l'Arzignano, rimessa laterale di Vinicius per Pozzi, costretto ancora a sparare via il pallone. Altro regalo, pronto intanto il trio Simi, Amoroso, Morillo a riprendere il proprio posto in campo. Ma ancora Kame, Vinicius strattona bel sito, Ugarani protegge bene il pallone per Igor, Juanfran fermato da Leandrinho che non riesce a superare bel sito perché il capitano argentino della Kame è lesto a metterci la zampona lunga. Leandrinho intanto, raso terra che si spegne abbondantemente a lato, Pietrangelo abbozzava anche una parata a terra, poi fa sfilare fuori il pallone, lo farà ripartire in gioco con un rilancio lungo verso Juanfran che mette giù il pallone, lo spazio per girarsi, Ugarani, Juanfran, bel sito, Igor, ancora via Leandrinho, questa volta però recupera Vinicius, l'Arzignano che si distende, palla troppo profonda per Claro che sarà pronto ad uscire. Vediamo che Morillo aveva alzato la mano come dire al compagno numero 22, alla prossima, pronto che rientro io. Azzoni, bel sito, Ugherani avanti per Jack Azzoni e altro giallo per Vinicius che finisce nel taccuino dei cattivi, quarto ammonito a 10-25, terzo fallo per la formazione locale dell'Arzignano. Uno solo commesso della Kame che nel primo tempo ne aveva commessi 5 senza però poi portare i biancorossi al tiro libero. Bel sito Igor, Azzoni fermato senza fallo da Vinicius, presenza inquietante qui in tribuna stampa con la regia di Filippo Tres che cerca conforto nelle parole del genere femminile qui al nostro fianco, e Kame che fa circolare bene palla, Azzoni, errore clamoroso di Azzoni e difesa che permette ancora alla Kame un'altra ghiotta occasione. Morillo per Simi fermato da Belsito, non va l'Arzignano perché la difesa Kame è perfetta, Leandrinho non è perfetto a servire Morillo e allora palla riconquistata senza tanti problemi da Pietrangelo. 9:40, il portiere della Kame gioca comodo per Ugherani che fa scivolare palla da Azzoni, indietro da Belsito, ancora per Azzoni, lancio lungo morbido di Azzoni, troppo però indirizzato ad Igor che non riesce a tenere il pallone in campo. Morillo servito da Simi, Morillo, Leandrinho, Amoroso, Morillo ancora per il bomber Amoroso, a secco questa sera l'unico Sicilio arzianese firmato da Morillo che gioca ora con il pallone, rischia anche di perderlo e poi lo perde regalandolo praticamente alla formazione di mister Silvio Roccia che dà il 5 al suo capitano, lo dà anche a Edgar Bertoni che nel secondo tempo non abbiamo ancora visto in campo, probabilmente insomma dopo un lungo forfait dal campo il numero 15 della Kame viene utilizzato con il contagocce. Kame che martedì
tornerà a giocare tra le mura amiche del Paladosson nell'altro derby, due derby nel giro di pochi giorni contro il Petrarca Padova. Ugo Errani, Morillo riparte amoroso, fermato dal triplice club sandwich della Came. Amoroso un po' come un giusto lì in mezzo, nulla poteva. Arzignano che si riprende il pallone con Leandrigno, ancora per Amoroso. Simi si accentra, fermato, palla che resta lì tra i piedi di Amoroso che voleva servire a Morillo, palla rilanciata lunga da Pietrangelo per Pozzi che mette giù il pallone, supera la linea di metacampo e scarica via lontano. C'è del caos, ma non è il caos Mantova che salutiamo, neppure il caos Ferrara, caos Bologna, caos ne abbiamo visto tanto, ma è proprio la confusione. Confusione. 8:16 e la Came alza e ringrazia. Troppo profondo intanto il passaggio per Ugarani. Pozzi, Leandrigno, Morillo, via Morillo, recuperato però da Azzoni, scatenato nel recupero difensivo, va via Azzoni, fermato da Leandrigno, fermato anche da Igor. Si sono scontrati Morillo e Azzoni, erano però rientrati quasi tutti in fase difensiva, al che va bene anche all'Arzignano di aver conquistato comunque una rimessa laterale, pronto intanto a tornare in panchina Azzoni, che ha speso molto in questi minuti in campo. Juanfran lì con la pettorina verde, tra poco di nuovo in campo. Arzignano con Leandrigno, Morillo, Leandrigno, Marci invece dall'altra parte rientrerà in campo. Simi protegge il pallone, Morillo, Leandrigno, ancora Simi, rischia, stratonato, tiene vivo il pallone per il suo Arzignano, rischia di perdere, la rimessa laterale è per Arzignano perché Simi se l'è presa e l'ha battuta. Non mi sento di dire se fosse stato anche il tocco del numero 20, Marcio che scivola a terra, Igor allora può ripartire senza pietà la Came, Igor in mezzo, che azione sprecata poi da Thiago Grippi sull'esterno della rete. Quando mancano 7:24 al termine della partita è ancora Came fermato da Morillo. Marcio per Amoroso, il pallone resta lì con fortuna per Arzignano. Simi, scaveto e ancora il testone di Pietrangelo. Alla terza diventerai anche tu un testoni, caro Pietrangelo, attentissimo ad uscire dai pali, bravo anche a metterci soltanto il viso per evitare magari che sia un manifoliare. Quindi Simi per Amoroso, per Morillo e la parata di Pietrangelo. Applausi per Pietrangelo, applausi per Pietrangelo che mi compie un'altra grande parata. Simi recupera ancora il pallone per Amoroso, resta lì il pallone, ci mette una pezza Ugarani come può. Speriamo, Roberto, di non dover assistere al tuo ultimo saluto, speriamo che tu possa vivere ancora queste emozioni. Intanto il quarto fallo, blocco irregolare visto dal direttore di gara, da Alessandro Di Policoro. Quarto fallo Arzignano, 6:29, situazione capovolta in fatto di fallo rispetto al primo tempo, non certo quello del risultato, perché la Came è sempre avanti. Juanfran scarica male il destro rasoterra, fuori bersaglio, Morillo, Marcio. Poi vi ricordo anche che al termine della gara, con il microfono wifi Rode di Davide Tres che continua a spendere soldi, qui tanto Pietrangelo anche con la fortuna a farmi lì il pallone. Andremo in campo, attenzione però Juanfran, bel sito, vola Pozzi a dire di no, per prendersi anche gli applausi. Andremo in campo ad ascoltare le parole dei protagonisti. Possiamo già dire che Silvio Roccia, che mi è anche simpatico, a 5 minuti e 58 sta per portarsi a casa la bottiglia di Rado di Corte Capitelli per il migliore in campo. Non certo gran partita quella sua, però
merito, grande merito, per quello giusto anche premiare quello che sta facendo la Kame in questi anni, un Silvio Roccia che leader indiscusso della formazione del presidente Alessandro Zanetti. Marzio va via, Thiago Grippi, nessun compagno in aiuto, ecco che arriva Simi, ancora per Marzio, là c'è Morillo solo, Marzio avanza, Marzio se ne infischia dei 52 anni già compiuti, intanto poi arriverà anche il fallo allora di Marzio che si becca il cartellino giallo di resta di Roma 2 e possiamo dire che ha anche ragione perché Marzio aveva cercato il fallo, poi lo ha commesso, insomma l'esperienza non viene così per caso. Il capitano però sta dimostrando di non voler mollare, intanto arriva il quinto fallo, tromba la sirena per il quinto fallo, non c'è il time out. Ora è Arzignano che dovrà fare attenzione a non concedere altri falli alla Kame per non mandare i trevigiani nel dischetto del libero. Marzio ferma un pallone indirizzato a Belsito, poi cerca di saltare Juan Fran, la manita della Kame quando mancano 5 minuti e 11 secondi, lo sberlone di cui avevamo accennato in precedenza, firmato Juan Fran che mette il nuovo +4 e va a battezzare l'angolino dell'Arzignano che ora proverà con un Morillo per di movimento. Intanto possiamo vedere che la situazione falli, se andassimo a sommare i gol con i falli sarebbe un 6-6 che però alla fine della fiera, quando si dovrà spartire i punti in palio, la Kame se li porterà tutti quanti a casuccia e ripinguerà i 33 punti ad oggi messi in cascina. Arzignano invece che resta ancora invischiato nelle zone pericolose della classifica. Leandrigno fa segno di giocare con Morillo che riceve il pallone, c'è anche il Rutto strozzato in gola, fortunatamente non sentito. Fammi vedere, bravo Filippo, palla deviata, Thiago Grippi in calcio d'angolo, fuori Juan Fran, alza la concentrazione in difesa con il rientro di Giacazzoni. Arzignano ferma lì, lascia lì il telefono, Amoroso, Simi, Marzio, Morillo, Marzio, Simi, Leandrigno, Marzio, ancora per Leandrigno, il 7 gioca per Morillo, torna indietro dal compagno di squadra arrivato da poco, D'Arzignano, il tiro, la risposta di Pietrangelo che si gira come dire, ma che facilità, tacket, e mi para il tiro indirizzato alle sue spalle. Impeccabile la partita, fa un refresh, fortunatamente soltanto problemi per il phone di Silvia, ma non per il nostro regista che mi fa segno che sono più di 300 gli Facebook spettatori, con Arzignano che prova, palla fortissima in mezzo e Morillo che alza di testa sopra la traversa, fuori Morillo, dentro nuovamente Pozzi. Belsito prova a portargli via il pallone, Amoroso non deve commettere fallo, l'Arzignano ne ha già commessi 5, 3:30, fa scorrere loro i secondi la Kame. Thiago Grippi, Belsito fermato da Marzio che butta avanti il pallone per Leandrigno, deve fare in fretta l'Arzignano, Simi indietro per Leandrigno, si gira, scarico a Marzio, fendente altissimo, un missile terra-aria che va ad infrangersi sulla rete che protegge la curva bianco-rossa, una curva che in questo momento non canta, possiamo anche capire la delusione dei ragazzi arzignanesi che cercano di ripartire con i tamburi, però comunque sempre presenti. Curva che in passato ha sfoderato sfide accese con i colleghi della Luparense, qualcosa meno con la Kame che purtroppo per lo spettacolo anche fuori dal campo avrebbe meritato, per quello visto in campo, insomma, di avere anche i tifosi in
in curva. Intanto Leandrigno 2,40 deve recuperare 4 gol Arzignano, ma deve anche cercare di mettere il peperoncino al lato B e far sì che non escano solo profumi ingombranti, ma anche voglia di segnare. Belsito alza di poco la palla. Salutiamo anche Marco Luise. No, non sono marcato, sono Stefano Testone. Testoni, in arte Steve Big Heads, perché l'inglese non è un'opinione, ma è una lingua che quest'oggi c'entra niente, insomma, dai. Marzio fermato, subisce il fallo da Azzoni. L'arbitro ha fermato il gioco. Intanto vediamo il buon Zanetti, patron della Came, che si sta guardando, sta dando anche le spalle alla partita. Insomma, un 1-3 può essere ben contento della prova dei suoi uomini, che ora difendono ancora sul portiere di movimento d'Arzignano, che fatica però a trovare la soluzione offensiva. Grazie Roberto Traine, d'accordo con me. Vediamo Pietrangelo che si alza, la finta Tiago Grippi, il tiro fermato da Marzio. Sì, la curva sarebbe stata bella anche qui al Palatese. 1,20. È un po' come Super Mario Bros, che a terza vita se ne esce piangendo con il game over. A 1,15 anche l'Arzignano non piangendo, perché insomma sono uomini adulti e vaccinati, però insomma game over è game over. Morillo per Leandrigno. Grazie, posso anche dire che è uno dalla fine. Intanto ancora Pietrangelo, allora dillo Pietrangelo che non giochiamo. Grandissimo la parata ancora di Pietrangelo. Sì, Fabio Sisti, il derby è ancora vostro e fai bene a sottolinearlo, perché questa Came può regalare grandi cose. Si stanno toccando. Belsito le mani lì davanti al paccone, non si sta toccando, però quando sentirà la cronaca sicuramente cercherà di toccarsi. Arzignano ancora, Pietrangelo, fate un monumento a Pietrangelo, perché quando è stato chiamato in causa ha sempre detto: di qui non si passa. Nemmeno il pensionato che va a vedersi i lavori durante la settimana, quando non c'è il cartello non si passa, lo toglie giusto per vedere. Ma io non avevo visto il cartello. Sbaglia anche questo Amoroso, che dà un calcione al palo. Andiamo a casa. Si alza anche il nostro sponsor Beatrice Molon. Sì. Stefano Visentin, io te lo auguro, perché il Veneto, grande regione di futsal dopo Arzignano e Luparense, merita anche magari di avere la Came. 11. Leandrigno, il tiro fermato da Grippi, 8 secondi e poi tromberà la sirena. C'è anche Adriano Foglia, grandissimo Adriano, un bacione al re di Arzignano. Allora ricordiamo anche Michele Tronesi, siamo seduti qui sulla sua tribuna stampa. 4 secondi, game over ad Arzignano. 1 secondo 1/10 in campo per le interviste. Allora restate anche voi della Came a gustarvi le parole di mister Roccia, e poi chiameremo qualcun altro, chiunque voglia venire. Eccolo qua. Finisce con la grande vittoria della Came d'Osson, 5-1, espugnato il Palatese di Arzignano con la formazione di mister Lopez, che non riesce nel secondo tempo a sorvertire il pronostico di primi 20 minuti praticamente perfetti per la squadra di mister Roccia. Complimenti Silvio, complimenti, in bocca al lupo mister Lopez, tante cose da rivedere martedì. Came col Padova, Arzignano che comunque merita di ricevere gli applausi. Sì, signore, vanno a casa perché vanno a riposare.
il signore lì invece andrà al ricovero, l'età 80 anni è importante. Arzignano invece che farà visita ai campioni d'Italia del Pesaro. Stefano Testoni, la voce che vi ha regalato emozioni e cazzate qui del Palatezze, tra poco in campo con l'immagine di Davide Tres e la regia di Filippo Tres.